Perché ha scelto questo titolo? Perché prima del buio? Perché si riferisce ad una persona appassionata in modo spontaneo e naturale di tutto ciò che lo circonda e che lo circondava e prima che il buio dell'Alzheimer offuscasse qualsiasi possibilità, qualsiasi ricordo da poter tramandare. Quali sono i ricordi che vengono ripresi nel volume? Attraverso i racconti di Livio, che poi è il personaggio, diciamo, principale del racconto, dal quale emanano tutta questa serie di ricordi che vanno attraverso la vita dei propri genitori a prima del primo conflitto mondiale, attraverso poi la prigionia della prima guerra mondiale del papà di Livio, quindi del nonno, fino alla tragedia della seconda guerra mondiale che li vede direttamente coinvolti con la perdita di un figlio. Qui vengono tra l'altro riportate in maniera assolutamente originale alcune lettere che venivano mandate dal figlio a casa, fino a tutto il dopoguerra e a tutte le passioni che andavano dall'osservare attentamente ogni aspetto di vita che poi diventa storia, fino alla passione per il proprio ambiente, per il proprio territorio. Chi è Livio? Livio è stato nella realtà mio zio, una cassaforte di ricordi. Quali sono le zone interessate dai racconti? Riva, Trigoso, il suo mare, le sue colline, il suo entroterra, per cui anche la Val Petronio, fino all'Alta Val di Vara. Il comune denominatore che lega questi racconti forse è proprio l'ambiente nel quale essi si svolgono, che va dal mare alla collina, alla montagna, in una unicità tipica del nostro territorio, della nostra Liguria.